Sindaco, un messaggio da lanciare alla città in un momento sicuramente in cui il cimitero è chiuso per i motivi del Covid, deve evitare assembramenti, insomma oggi insieme al Vescovo di Agrigento, il Neovescovo, avete dovuto lo stesso onorare i defunti. Sì, mi dispiace per i miei concittadini per la chiusura dei cimiteri, ma era un atto dovuto visto l'aumento dei casi di positività per quanto riguarda il Covid-19. Stiamo rappresentando noi, istituzioni, anche il clero, anche Sua Eminenza il Vescovo di Agrigento, abbiamo rappresentato tutti i cittadini di Agrigento, una preghiera in comune, è come se tutti fossero presenti. Mi scuso comunque sempre per la mia città, ma l'emergenza igienico-sanitaria purtroppo me lo ha imposto. Stiamo attraversando tempi difficili e dobbiamo esserne consapevoli. La scelta di mantenere chiusi i cimiteri ritengo sia stata una scelta utile e prudenziale, direi soprattutto per noi, per il nostro stile, dove è difficile non assembrarsi, ci viene spontaneo l'abbraccio, il saluto e ancora di più in queste occasioni in cui si visitano i cimiteri, il luogo di riposo, ma soprattutto il luogo di memorie di affetti, di sentimenti. E allora è facile poter ricorrere a quel gesto importante, profondo, silenzioso che è l'abbraccio. Ecco, non ci possiamo abbracciare, ma possiamo vivere un abbraccio ancora più profondo, che è quello della comunione fraterna e di quella comunione sigillata dalla speranza cristiana della risurrezione. Che significato assume ancora oggi questa festa? Ma è il significato di sempre, ritornare, ripeto, con la memoria ai nostri defunti, a quei nostri congiunti, amici che hanno varcato la soglia della morte, ma che sono entrati nella vita però, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Al pomeriggio alle 18 ci sarà anche una celebrazione presso la cattedrale. Ci sarà la celebrazione eucaristica in cattedrale con le norme ovviamente per il contenimento del contagio e lì mi piace pensare, come qui stamattina, idealmente sarà presente tutta la comunità credente che è in Agrigento, ma non solo nella città, in tutto il territorio. Assessore Vaccaro, lei ha la delega per i servizi cimiteriali e quei luoghi cimiteri, qual è la situazione attualmente dei cimiteri di Agrigento e se ha avuto modo in un certo senso di farsi un'idea di quali sono le carenze che i cimiteri attraversano, cosa c'è bisogno per cercare anche un adeguamento alle nuove norme, ai servizi, insomma alle infrastrutture cimiteriali? Ma le carenze sono parecchie, aspetto il resoconto dei dirigenti in settimana, stiamo valutando anche col sindaco la situazione di Pianogatta che è ferma credo da quasi 2 anni per capire se riusciamo a ottenere nuovi loculi lì. E oggi purtroppo paradossalmente è un giorno doppiamente triste perché nessuno mai avrebbe pensato di ritrovarsi qui e non poter pregare per i cari proprio per l'emergenza Covid, però abbiamo voluto essere presenti col sindaco e con il vescovo proprio perché, come ha detto il vescovo nella sua breve omelia, vi è la distanza fisica ma non vi è la distanza dell'anima, quindi noi siamo vicini con il cuore a tutti i nostri cari e nel frattempo combattiamo questa emergenza proprio per cercare appunto di porre rimedio anche, ahimè, nella sepoltura dei pazienti che purtroppo muoiono per il Covid. È finita l'emergenza a Pianogatta? No, l'emergenza a Pianogatta speriamo che sia finita, dobbiamo fare un sopralluogo e valutare e cercare proprio di utilizzare anche Pianogatta.